Il tricolore sventola sulla torre civica che domina a Treviso una piazza dei Signori deserta. Oggi, 17 marzo, è il giorno dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. 159esimo anniversario della proclamazione del Regno d'Italia. Un anniversario anomalo e silenzioso. Per ovvi motivi di sicurezza sono state annullate tutte le cerimonie pubbliche. Sul sito del Quirinale una nota del presidente Sergio Mattarella. Il clima di difficoltà, di incertezza e di sofferenza che stiamo vivendo rende ancora più stringente la necessità di unità sostanziale di tutti i cittadini attorno ai valori costituzionali e ai simboli repubblicani, ha scritto il capo dello Stato, ed un appello all'unità nazionale viene dalle penne nere. Il presidente degli Alpini, Sebastiano Favero, ha invitato i cittadini ad esporre il tricolore in ogni casa. Uniti ce la faremo anche questa volta, ha detto il presidente dell'ANA, ricordando l'impegno dei tanti volontari in questo momento così difficile per la nostra nazione.